Quindi fuori magnifico, sì, ma tu Kai sei un po' di più. E Kai te sei un incanto. E ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca che adesso Kai mi sconvolge. Il Kai cade pure il mondo. Adesso è quello che sento. E ricordati, tutto questo dolore non è Kai. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video di Base Review. Cazzo ho detto? Vabbè, fa lo stesso di Base Review. Siamo in compagnia di... Fede Lonzo. Ormai è un vecchio del canale, questo qua lo chiamiamo Lonzo. Ormai mi sono Allora, naturalizzato cinese. naturalizzato per la favole. Allora ragazzi, nell'ultimo video di Base Review mi avete lasciato sui 9000 like, perciò oggi 9 recensioni. Io sono furbo perché mi metto tutti i clan in preferiti e non devo andare a ricercarli. Minchia, ogni volta mi scrivo sta tabella perché siete veramente centinaia di migliaia di milioni. Allora, il primo clan che andremo a recensire, allora si chiama Amnesia. Ah no, questo qua è il clan Amnesia. Vediamo che cazzo. Amnesia si chiama Aniv. Aspetta che ti trovo, Aniv. Guarda, se sei uscito ti picchio. Ah, sei qua, ecco. Se sei uscito. Aniv. Tahollotto. Che novità, no, Ronzo. perché ragazzi, sapete, nel mio video abbiamo fatto tutti TH8 e tutti TH7. Quindi ormai siamo abituati. Siamo ormai siamo esperti, abituati, Tahollotto. possiamo dirlo anche ad occhi chiusi, dai. Allora, vediamo cosa sta utilizzando. Sta mongolfiere domatori. Figo. Ah, Figo, mica ragazzi. male, sinceramente. Figo. Tipo uno stemma, molto carino No, il Base Review layout è del bella. villaggio. Molto da Cazzo, sei cerchio. Sì, bello. Tipo da Molto da arena, cerchio. da arena. Arena. Allora, vediamo le truppe. Ah, i domatori sono un po', vabbè, per TH8 è abbastanza normale. Abbiamo questi qua, ma sinceramente sono bellissimi i domatori, da un casino che non li uso. Vero, ma sai che Tu li vorrei usi un po'? tornare. Guarda, l'altro giorno non ci pensavo, ho detto, io devo ritornare a giocare con i domatori. Chissà che ti scoppia una bomba gigante. A parte scherzi, ragazzi, allora, com'è questo villaggio? È maxato, figa. Cazzo, mi sono accorto solo ora che è Sì, maxato. è maxato tranne le mura, quindi va bene, ciao. Figa. Perciò ciao, figa, maxato te. Ragazzi, il prossimo villaggio che andremo a recensire si trova nel clan Italia. E indovinate come si chiama il giocatore? Osama. Aspettate che lo... Osama. Vabbè, L'originale. Oh boia. Guardate questo. No, ma Ho secondo un me si piatto. chiama Osama perché io mi ricordo che c'era tipo una marca, adesso non stiamo facendo pubblicità, però tipo sulle gomme che si chiamava Osama. Non so se l'hai mai sentito. Simone Greber, stai facendo pubblicità, è ovvio. È product placement. Ronzo, dillo quanto ti hanno pagato. È tutto un complotto, l'abbiamo fatto apposta a chiamarlo Osama, ha cambiato nome, è dato in quel clan apposta. A parte scherzi, ragazzi, stiamo naturalmente scherzando. Il ragazzo qua in questione è livello 134, Tahol 9 maxato, appena passato, praticamente TH10. Che dire, Sì, allora ma i miei già. consigli per quanto riguarda i TH10, fatti innanzitutto le torri inferno che sono, Giusto. vabbè, le stai già facendo sicuramente. Torre 1, torre 2. Questa è la trivella del nero e... Dov'è l'arco Stai X? già anticipato, No, devi ancora. ancora... adesso sono furbo io. Devi metterlo ancora all'arco X. Comunque, allora, prima le inferno, fatele il prima possibile da perché è 1 una a 3 più poi... occupati forse. Esatto. Gemma un po', dai. È un po'. Ma sì, dai, sono le feste, Gemma. Gemma, anche la Supercell è Natale per Supercell, Oh, cazzo, ragazzi, questo giocatore qua l'abbiamo già recensito da Ronzo. Ma sì, dato che è fortunato e siamo a Natale, Ma sì, gli facciamo un dopo la bonus. recensione, vai. Ronzo, che dire su sto villaggio? Fortunato, cioè... Ma sì, io me lo ricordo già a memoria e insomma andate a vedere il mio video per scoprire com'è la sua base review. Wow! Ancora mi mandi il messaggio Quando sei senza scudo? Sono in guardia, ho 2 ore e 40, ragazzi. Mi sono preso una guardia per colpa di Ronzo perché devo registrare. Allora, il prossimo villaggio che andremo a recensire è Oden del clan Manuel. Ah, No, Kai, aspetta, il clan è Oden. Gemmone, si sulla gemmare, Kai! Zitto, Ronzo! Tahole 9 è simile a uno che abbiamo già recensito nel tuo video, Ronzo.
Che ne dici te? Allora, insomma, tu devi portare sicuramente avanti le mura, minimo portarle a livello 8 prima di maxare il TH10. Però come villaggio strutturalmente è abbastanza bello, protegge tutto abbastanza bene. Anche le risorse sono abbastanza all'interno del villaggio. Come difese si è messo abbastanza bene, quindi insomma vai bene, devi migliorare tutto. E in farming a cristallo 1 vedi che c'ha tutto barcio. Esatto, però... l'ha imparato da me, i barci penetrano. Sì, ma poi Kai, non so se ti ricordi, ma è uscito un video dove ti ho sfottuto perché ti ho detto Davvero? altro che barci. Sì, quel Maledetto, video. quando? Dimmi, Le linkami faccio il uscire video. domani. Ah, ti metto dislike dopo, maledetto, Bastardo. Comunque, vediamo che... Stiamo scherzando naturalmente, ragazzi. No, non è vero, io non scherzo che ti metto no. Comunque, a parte gli scherzi, ragazzi, allora, tu devi potenziare sicuramente gli estrattori e le miniere. Io non so perché voi li lasciate sempre per ultimi, però ragazzi, vi dico che sono fondamentali. Io, sul mio secondo account, sul mio TH7, praticamente ho tutti gli estrattori tutti al massimo, in modo tale da produrre un sacco, e anche se non attacco mi produco un sacco di risorse, in modo da potenziare piano piano le costruzioni. Eh sì. Eh sì, ciao bella. Prossimo villaggio. Oh, ragazzi, qua. Questo qua. Se lo dobbiamo attaccate. attaccarlo, ok, dobbiamo attaccare. Io scendo a Lega Argento 1 solo per attaccarlo. Punto. Guardate, ragazzi, se lo attaccate è un cazzo di regalo di Natale, è pieno zeppo Sì, di altro risorse. che regalo di Natale, urco. No, secondo me utilizzerà le risorse per farsi i muri. Ma sì, secondo me tipo lui è, no, ma lui è uno di quelli che tipo quando va a letto ed è senza scudo, con tutte queste risorse tipo dice "Oh mio Dio, ti prego". No, tipo secondo me non dorme. prima di andare a dormire prega. Sì, no, sì, esatto. signore onnipotente, E poi non perché dorme, non riesce ad addormentarsi, no, perché insomma con Cioè, un secondo me villaggio- lui è anche tanto arrabbiato per questo nuovo aggiornamento perché non può più mettere Town Hall out. Non gli dà più lo scudo. Povero, no, vabbè, ragazzi, è bruttissimo. Io sto soffrendo un Sinceramente casino. questa cosa neanche a me piace. Purtroppo, vabbè, io sono a coppe, non mi cambia più di tanto. Sì. Il prossimo villaggio si trovano il clan Ipadola. Ibadola, auguri Gesù. Basta, Gesù. applausi. E ci siamo tutto il clan, dai, facciamo la visita review tutto il clan, dai. Auguri Gesù, questa è mitica. Mi Allora, il mancava, giocatore mi si chiama- mancava auguri Gesù. Adesso te la vado a scopiazzare, te la metto anch'io sul mio bio del clan. Ragazzi, il prossimo villaggio che andremo a recensire è quello di Roman Bo. Raman, boh. Beh, che dire, maxato. Ma tu hai visto Roman? Boh. 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 Oh. Allora, che dire su questo villaggio, ragazzi? È maxato. Ah beh, il villaggio, tutto maxato, punto stop. Cioè, tutti gli eroi al massimo. E... No, secondo me è lui che deve dare consigli a noi perché io non sono arrivato a questi livelli con Town Hall 9. Vabbè, a parte scherzi, auguri a questo ragazzo che se vuole passa a Town Hall livello 10. Sì, scialla, dai, basta. Dopo scala vieni pure su sì. Titano, sei una bestia. Prossimo villaggio, Town Hall 6. Oh, che piccino, Oh, che carino, tenero. cucciolino, TH6, tenero. Vabbè, è un bel villaggio. Ciao, basta. No, a parte scherzi, No. io non mi ricordo più niente del Town Hall 6. Tu ti ricordi qualcosa, Ronzo? Sì, allora le mura sono al massimo. Davvero? Sì, Are you sure? Are you sì, sure? perché non puoi averle al 7, almeno È vero, credo, per il 7 era Town Hall livello 7. Beh, sì, messo è un- bene. Sì, è messo bene, un bel villaggio, punto e stop, cioè quasi tutto No, lui maxato. sta ancora pensando è che Clash of- maxato, no, è maxato perché Sì. deve tirare su un Ma municipio. lui è ancora del pensiero che Clash of Clans sia un gioco tenero, piccino, perciò Sì, ha messo tutti gli carino. accampamenti da una parte Oh, e cose che strane da tenero. un'altra. Beh, no, è bello perché si vede come dà importanza al suo villaggio, come lo ciulino. sistema bene. No, è bello, bello. Sinceramente piace anche a me, vabbè. Sì, sai che adesso voglio farlo anche, però sul mio TH10 so anche sul TH11 che è barbarico. tutto Arano, brutto. ti arano. Molto lezzo, Ok. molto lezzo. Lezzo. Beh, Fede, un bel recensiscimi Fede. Allora, Fede, che è il mio omonimo, cioè sono io, Fede, sono io, è un TH7, devi portare avanti sulle mura, devi potenziare tutti gli edifici. Mi piace come sta utilizzando la tecnica di attacco, si vede che sta salendo anche di coppe. E anche te devi migliorare sicuramente gli estrattori, e anche te hai messo molto
Hai messo- Furbamente. Non esiste. Hai messo anche te in modo molto furbo le campane dei costruttori. Furbamente. Lo metto come titolo ora. Ma non l'ho detto! Ah, l'ho detto io. Infatti. Davvero? Sì, non esiste Piccola di furbamente. melodà. Vabbè, comunque sei stato Il molto panettone furbo fa mentre le male, campane dei ragazzi, fa costruttori male. arrivati, e per il resto di potenziale tutto. Te, Kai, Ok. cosa dici? Ok, ok. Bel villaggio. Oh, un bel villaggio. Henry loves Allora, me. Enrico ama nuotare. Nuotare. Ok, perfetto. Allora, municipio Enrico livello Pasquale 8, pratico. quasi sì, maxato, più o meno, molto più, molto meno che più. Devi potenziare tutte le mura, i cannoni, come teoria di accesso è a posto, bravo che hai fatto gli estrattori al massimo. E poi come difesa aerea credo che sia al massimo e basta, sì. Un bel villaggio, un bel villaggio. Bello. Ma oggi ragazzi sono partito, i panettoni fanno male. Sì, bel villaggio. Mi danno- Sì, io penso che ho mangiato il panettone con dentro il liquore, quindi vedi un po' te. Tipo ho fatto il video. Abbiamo oggi, un tipo, Ronzo ubriaco. No, vabbè, ormai no, cioè ormai è sera. Ciao. Non sento Scialla, più. scialla, vabbè. Vabbè che io non potrei neanche toccare un goccio di alcol perché sono un semi neopatentato o foglio rosa. Bravo, ragazzi, cazzo, Kai, bravo. sono passato la patente, la Ragazzi, teoria, sono non si passato. beva la guida, anche se molti di No, voi no, non no, avranno neanche la assolutamente macchina, però non si scherza beve la qua. guida. Zero alcol e zero canne, naturalmente. Questa difesa, ragazzi, l'ho usata anch'io quando ero Town Hall livello 8. Naturalmente con qualche modifica perché non avevo il volano. Ottima difesa, ragazzi. Questa qua è veramente tanto bella e molto efficiente. Perciò ve la consiglio tanto se avete Town Hall livello 8. Per quanto riguarda allora le truppe, vediamo come si è messo. Allora, ti mancano ancora i giganti livello 5, i goblin, e per il resto sei messo molto bene. Secondo me un altro mese e mezzo e puoi passare a Town Hall livello 9. Per quanto riguarda i muri li puoi tenere anche al 7 perché io sono passato dal Town Hall 8 al Sì, 9 anche io. con i muri al 7 alla fine. Anche io, sì. I muri all'8 sono... puoi farli anche in un secondo momento Sì, con Town puoi Hall livello 9. farli, ma tranquillo. Esatto. Alla fine l'importante è che fai le mura al 7. I big money. Ok ragazzi, questo è il video di oggi. Come al solito vi invito a lasciare un like o commento. Vi ricordo le regole di questa serie, ragazzi. Più like mettete, più c'è la possibilità che ci sia il vostro like recensito, il vostro villaggio recensito. Like recensito. Tipo, mamma mia, sto qua mi ha messo like. Allora, praticamente ogni 1000 like faccio una recensione, capito? Allora, questo era tutto e lascio i saluti finali a Ronzo perché dobbiamo andare anche a letto. Sì, a letto, beh. No, devo andare a editare io poi, sono le 10:50. Perciò, questo è tutto, lasciamo i saluti finali a Lonzo. Quindi fuori magnifico, sì, ma tu Kai sei un po' di più. E Kai, te sei un incanto. E ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca che adesso Kai mi sconvolge. Il Kai cade pure il mondo. Adesso è quello che sento. E ricordati, tutto questo dolore non è Kai. Quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!